testimonianze. Purtroppo stiamo constatando una tragedia non indifferente. Lei ha qualcuno lì Mio fratello, che fortunatamente è fuori dai figli e quindi non ha subito lo shock. Naturalmente i danni all'immobile e alle altre cose ci sono, non indifferenti. Quando avete avuto percezione della tragedia, insomma? Ieri sera, correndo qui, abbiamo visto che c'erano le macerie, le fiamme che lambivano proprio altissime le case, le urla delle persone. Si capiva immediatamente che non era... A quanto pare si parla già di 4 morti. Non lo so, questo non lo so. Almeno stando alle ultime notizie. Non lo so. Comunque Ravanusa è una cittadina tranquilla, non ci si aspettava una cosa. Assolutamente. Ci saranno delle responsabilità che verranno appurate, so che già gli inquirenti sono all'opera. Con questo enorme boato, fortissimo boato in tutta l'area della città, e c'è stato ovviamente il fuggi generale e subito immediatamente i soccorsi sono arrivati nella zona dell'epicentro, per così dire, dove è accaduto tutto. È interessato una vastissima area della città, una zona ai limiti del centro storico, e teoricamente quella meno colpita, ma come si può evidentemente vedere, insomma, c'è parecchio danno, e ieri sera le condizioni erano certamente peggiori perché c'era l'incendio in corso e non si sapeva neanche quanto gas ci fosse nell'aria. Si parla di 4 morti. Si parla al momento di 4 morti, di almeno 7-8 dispersi, e si vedrà ora nelle prossime ore come andrà. C'è stato un boato, cos'è che lei abita da queste parti? Sì, io abito proprio su questa via, e intorno alle 9:15 appunto abbiamo sentito questo boato fortissimo, e ovviamente abbiamo pensato ad un terremoto, insomma comunque a qualcosa di importante, e poi nel giro di pochi minuti in realtà ci siamo resi conto che si trattava di una bombola o comunque di una fuga di gas. Troppo colpi, anche perché è stato devastante il rombo di tuono che abbiamo avuto dalla fuga di gas. Immaginatevi che ha interessato 800 metri di ampiezza, quindi territoriale, quindi un quartiere intero, e anche se molte palazzine sono ancora rimaste in piedi, molte sono cadute, comunque sono danneggiate la maggior parte di tutte le palazzine del quartiere. Quindi l'unica fortuna, se questo si può dire, è stata semplicemente il fatto che manchino molte persone, come in tutti i comuni, in tutti i territori, quindi diciamo che un po' sono sfollati, e questo è l'unico vantaggio che abbiamo avuto. Angelo Vita, responsabile della Croce Rossa, anche voi siete intervenuti, raccontami qualcosa. Sì, noi stanotte siamo purtroppo intervenuti, la cosa positiva è che il primo soccorso di quella signora ottantenne l'abbiamo portato all'ospedale, poi c'è stata un'altra signora, fortunatamente è andata bene, poi altre cose le sappiamo, cose tristi. Quando avete saputo voi siete intervenuti quando? Noi verso le 9:30-10 eravamo qua, in continuo non stop ci sono i volontari di tutto il Comitato Provinciale d'Agrigento, delle varie unità territoriali, a incominciare dalla stessa unità territoriale qua che abbiamo a Ravanusa. Siamo purtroppo presenti per questo triste momento. Devastante come ipotesi, se vogliamo, è quella appunto di una fuga di gas da una conduttura piuttosto che da un singolo utilizzatore. Tutto però va accertato e verificato, quindi con certezza. Il numero delle vittime qual è? Al momento abbiamo recuperato 3 corpi purtroppo senza vita, 2 donne e un uomo. 2 donne invece siamo riusciti a destarle dalle macerie ancora in vita, e stiamo lavorando nella ricerca di 6 dispersi. C'è una palazzina coinvolta e quelle vicine? La palazzina principale è una palazzina di 4 piani che è stata probabilmente quella che ha subito l'esplosione, e sono state coinvolte anche case, più che palazzine sono case di 2 piani, sono state coinvolte almeno altre 3 case coinvolte completamente, ma è un raggio di almeno 10.000 metri quadrati nel quale si sono prodotti danni dovuti all'esplosione.
Ecco, una tragedia così, insomma, abbastanza grande, come diceva lei, oltre 10.000 metri quadrati, a memoria d'uomo forse non si ricorda? No, a memoria mia sicuramente sì, adesso ovviamente è più raro trovare, apposta questo ci fa pensare come ipotesi a una fuga di gas da una conduttura piuttosto che da un utilizzatore, dove appunto i danni sarebbero stati sicuramente minori, qui i danni sono molto importanti. Antincendio che provvederà a verificare quali siano state le probabili cause di questa esplosione. Tra l'altro, rimuovendo le macerie sarà anche possibile più facilmente evidenziare eventuali elementi che permetteranno di capire cosa è successo esattamente.